La Mille Miglia di quest'anno torna a Mantova esattamente dopo 14 anni, l'ultima volta nel 2003, e quindi è stata una manifestazione veramente eccezionale. 450 macchine precedute dalle Ferrari e dalle Mercedes hanno dato lustro alla nostra città, che questo è il modo migliore per ricordare il nostro pilota più famoso al mondo, Tazio Nuvolari. Ma sapete che chi corre la Mille Miglia mediamente dorme 4-5 ore per notte? È veramente estenuante. Dalle 6:30 della mattina sino a circa mezzanotte la sera in macchina, però è straordinaria. È una gara veramente che ti dà l'idea della bellezza dell'Italia. Io sono italiano, ma adesso l'ho apprezzata ancora di più. Entri proprio nei meandri della nostra cultura, un paese straordinario. Viva l'Italia! Ricordiamo che la Mille Miglia è una gara di regolarità vera e propria. Io ho avuto la fortuna di partecipare a 5 edizioni dal 2009 al 2013, grosse soddisfazioni. Sono partito con una Balilla 4 cavalli, anzi, e poi ho fatto 3 gare con la 520 Torpedo per finire con un Aston Martin Le Mans del 33. Quest'anno mi hanno ingaggiato come commentatore, è stato un piacere commentare e vedere le persone che incontro durante il campionato italiano di regolarità, e voglio ricordare che la nostra scuderia, la Classic Team Corneliani, è in testa alla classifica del campionato italiano, e già dalla prossima settimana e fra 2 settimane, se vinciamo a Pistoia e a Bolzano, vinciamo il campionato con 5 gare di anticipo. Come corsa rievocativa che oggi siamo qui a celebrare con delle auto passate. Facciamo passare l'intervento. Ci stanno aspettando il controllo orario e fuori loro di passare. Complimenti anche per i look, siete bellissimi. Fantastici, veramente. Facciamoli vedere, alzatevi in piedi, grazie mille, eccoli qua. Uno dei per i fotografi e per le telecamere. Uno dei migliori look di questa Mille Miglia. Filippo Ciocca e Anna Levorato su una Porsche 356. Andate 3 al minuto, per questo le vedete scorrere così velocemente davanti a voi. E devono... Complimenti ragazzi, ci vediamo a Brescia.